Io sono emozionatissima, stanotte è stata una lunga notte piena di emozioni, non pensavo assolutamente nell'oro ed è stata una grandissima sorpresa. E conoscendo mia figlia che ha una tanta costanza, tanta determinazione, mi è fatto molto piacere, sono stata contenta. Sì, indubbiamente pensavamo tra i primi tre, dopo la semifinale con record del mondo e cose varie, però la prima è una cosa difficile da credere sin dall'inizio con tanta sicurezza. Infatti alla fine il photo finish che tra i primi quattro ci sono 14 centesimi, è qualcosa proprio di... Ora ci credete? Ora sì, Sì, ora ci ora sì, crediamo. dopo che ci ha chiamato ci ha fatto vedere la medaglia. L'avete sentito? Sì, Hanno ci In ha- video, filmato? Cosa vi dopo ha una detto? mezz'oretta ci ha chiamato tramite WhatsApp in video, ha fatto vedere la medaglia, che lei gli interessava quello, cioè il suo obiettivo è sempre stato le Olimpiadi, sì da piccolina, e c'è riuscita, Ora almeno ad andare. l'aspettate a casa quando torna, Federico? Non Ma ancora abbiamo non ce idea. l'ha detto quando torna. L'arrivo è a Roma, però non sappiamo Il giorno quando. non E ce l'ha poi ancora detto, non comunque sappiamo l'aspettiamo, le faremo una gran festa, ci stiamo già organizzando con tutti i vicini tutto che il mi hanno paese. chiamato, che vogliono organizzare una gran festa quando torna, sarà tutta insomma una sorpresa, via. Ecco, perché non sappiamo a che giorno ancora, ecco. La vediamo adesso più sui video su Instagram così che di persona per sentirla perché è presa, ecco, per ora. Poi lì c'è la differenza del fuso orario e siamo un po' sballati. Però diciamo piano piano ci riprenderemo anche noi, ecco, il terzo Sì, giorno che no. si dorme, tra finale e semifinale con gli orari così, però abbastanza bene.